Bene, benvenuti. Non staremo qua moltissimo, ma il tempo che usiamo vorrei che fosse fruttuoso per tutti. Allora vorrei evitare di essere l'unico che parla e riuscire ad avere con voi uno scambio di punti di vista e di opinioni. Se avete domande, sono molto importanti, curiosità, dubbi, dilemmi. Quanti di voi attualmente hanno un sito internet? Ok, e quanti invece stanno valutando la possibilità di farne uno? Tutti gli altri? Mi sembra che i conti tornino. Chi ce l'ha già ha attualmente un riscontro, c'è un vantaggio pratico, vi arrivano pazienti dal sito internet che avete? Non ancora. Quando l'ho avuto, ho avuto molto poco, è stato più il passaparola che mi ha dato lavoro. E secondo... Mi scelgono in base al fatto che sono vicina e sono comoda. Certo. Secondo voi perché non sta funzionando? Vi siete fatti un'idea di questo? Per quelli che hanno già un sito? Sì, ragazzi, spero funzioni perché sto ultimando la costruzione per il lancio, quindi sono Ok, beh, allora è presto per fare un bilancio, bisognerà farlo fra un po'. Va bene. Io sto a Venezia e la maggior parte della popolazione è molto anziana, per cui difficilmente smanetta in internet, oppure si fa guardare dall'amico, dal parente, dal nipote, dal figlio, dove sei più vicino, il posto più vicino. Non è detto. 15 giorni fa è arrivato da me come nuovo paziente un signore di 72 anni a Padova e io ero un po' sorpreso, gli ho chiesto ma come ha fatto ad avere il mio nome? In internet, no? Ha detto, con Google. Non sono tutti così evoluti, però non sottovalutiamo le risorse Noi ne abbiamo veramente tanti, dei 49.000 nostri su 58.000. potenziali utenti. Posso fare un... Ma volentieri. Non vorrei portare fuori, però No. appunto io non ho ancora il sito e mi è capitato alcune persone, appunto saranno state solo 5, ma 5 in 5 anni, che mi hanno detto che mi hanno trovato in internet. Io compaio in quelle liste di quei siti, diciamo, dove promuovono gli psicologi a seconda del I luogo. portali di psicologia, Sì, esatto. quindi io abito a Castelfranco Veneto e su Castelfranco, per quanto siamo in tanti, probabilmente per una questione alfabetica entro fra i primi, Ottimo. ma non ho mai capito, e per una situazione clinica non era il caso che dialogassi con la persona, ma non ho mai capito perché ha scelto me invece che, perché non aveva altri riscontri appunto del passaparola o mi ha scelto come nome. Questo è Non ho capito che cosa gioca. un tema interessantissimo, è davvero una domanda importante. Sì, prego. Io come te mi arrivano così, però io sono la prima in ordine alfabetico. Perché quei portali mettono E in anche ordine questo. alfabetico se non paghi. Non è l'unico criterio. No, Nella zona. Però compari nella prima pagina. Compari Nella zona. nella zona. La prima in ordine alfabetico. Io ho chiesto, ma perché lei era la prima? Anche a me è successo. È una delle variabili, ma non è l'unica, attenzione. Abbiamo fatto anche una piccola indagine su questo. Qualche volta banalmente è perché è il più vicino a dove abito. Ho fatto una ricerca geografica, ho visto che è comodo da raggiungere. Ma molto più spesso è il tipo di informazione che si dà su se stessi, è il modo in cui lo si dà. Cioè faccio questo e quest'altro, questo è il mio profilo, le mie specializzazioni e il tono anche confidenziale che si riesce ad avere nel comunicare la propria immagine. Altre variabili sono il suono del nome, Infatti pensavo che era più questo. ma è una delle variabili, e in altri casi è anche la foto che si sceglie di mettere. In un sacco di occasioni i pazienti dicono questo volto mi ispira fiducia e per questo la foto è molto importante, la scelta della foto. Io mi chiamo Magoga. E questo evoca Non avevo foto ancora
possibilità magiche di cura. In alcuni sì, cioè, mi permetto di dirlo, e dopo ovviamente E questo ha un senso. ha un senso, sì. Perché- Allora, insomma, era l'unica informazione prevalente, non c'era la foto, non c'era... Eppure emotivamente è un messaggio che arriva, anche questo. Bene, comunque io mi sono fatto una certa idea dei motivi per i quali un sito funziona, non funziona, una pubblicità sì e una no, perché sono ormai più di 15 anni che lavoro su questo e una certa esperienza credo di averla. Non è facile avere un sito o una presenza nel web che sia efficace, ma è possibile. Questo vorrei che fosse chiaro. Quindi non vi arrendete di fronte alle prime difficoltà che ci sono inevitabilmente, gli ostacoli si possono superare. Non sempre si può fare tutto da soli, come noi diciamo ai nostri pazienti qualche volta. A volte serve un aiuto competente, però si può. Ed è possibile, credetemi, riuscire ad utilizzare internet come inviante principale dei nostri pazienti, fermo restando il valore del passaparola, dei colleghi, dei medici di base che inviano. Buongiorno e benvenuta. Prego. Allora, c'è un valore in tutto ciò che avviene nella vita vera, nel mondo tridimensionale, ma esiste un valore assoluto e sempre più importante rispetto al web come inviante dei nostri pazienti. Ed è per questo che è fondamentale esserci. Mi fa piacere che qualcuno già l'ha fatto e che qualcun altro stia valutando di entrare a breve. Essere online con il proprio sito web o tramite portali o altri strumenti è fondamentale perché il web è il luogo in cui sempre di più gli utenti vanno a cercarci. Avere nel web una propria casa, che può essere molto piccola, o una villa o un castello, a seconda delle esigenze di ciascuno, è fondamentale perché se la casa che gli utenti incontrano navigando è accogliente, è precisamente quello in cui decidono di fermarsi e di conoscere meglio il proprietario di casa. Adesso vi dico, anche se forse già questo lo sapete, quali sono le 3 modalità più importanti per essere online in tempi brevi, rapidi. Il primo è quello di avere, passatemi la metafora, la vostra dimora in un condominio, cioè un appartamento in un condominio. Che cos'è il condominio? È il portale di psicologia, in cui ognuno ha un piccolo segmento, un piccolo spazio per farsi conoscere, per parlare di sé, per descrivere il proprio profilo professionale. Gli appartamenti sono più o meno tutti uguali, alcuni un po' più grandi, alcuni un po' più piccoli. Tra i portali importanti ci sono quelli che già probabilmente conoscete, che sono Pagine Blu, Pagine Gialle, Guida Psicologi, Psicocittà, sono fra i portali più importanti. Esserci ha un valore. Perché? Perché il condominio lo si vede da lontano. È molto facile per un utente riuscire a raggiungerlo e ad andare a vedere chi c'è, perché è molto alto e spicca spesso tra gli altri risultati del web, che sono casette basse, singole, monofamiliari. Quindi lo si vede da lontano, si è incuriositi, si va a vedere e si trovano gli abitanti. Questo è uno dei vantaggi, ma esistono anche degli svantaggi, fra un attimo li vediamo. La seconda possibilità, un po' più interessante, a mio avviso, è la vostra dimora
in un residence, per continuare a utilizzare la metafora di prima. Che cos'è un residence? Un luogo più lussuoso, in cui le abitazioni sono più spaziose e più ricche. È una comunità che condivide il giardino, la piscina, il campo da golf, ma all'interno della quale ognuno non ha un semplice appartamento, come nel caso del condominio, ma una villetta personale. È il caso, per esempio, del progetto psicoblue.it, un progetto nascente che prevede esattamente questo, l'assegnazione di una villetta personale ad ogni collega. Che è di fatto un sito web personale in comunità. Quindi i portali offrono un'inserzione pubblicitaria, il residence offre un proprio personale sito web all'interno di una comunità. La terza soluzione possibile è la più prestigiosa in assoluto ed è la vostra villa personale nella vostra isola personale, cioè il vostro sito web esclusivo che appartiene solo a voi. È la soluzione più lussuosa, più prestigiosa, più gratificante, ma anche la più difficile da acquistare, perché acquistare una villa in un'isola è un po' più difficile e costoso che non un appartamento in condominio, lo capite benissimo. Vediamo un attimo velocemente quali sono i pregi e i difetti delle tre possibili soluzioni. Condominio. Fai da te. Assolutamente sì, ha un punteggio alto, è molto semplice. Questa sera scegliete di entrare in un condominio, inviate la vostra richiesta, in 24 ore ci siete, non dovete fare altro, dovete mandare 2 informazioni su di voi, una foto e avete finito il lavoro. La visibilità è piuttosto buona perché abbiamo detto sono alti, si vedono da lontano. L'efficacia media. Non sono il massimo del prestigio dell'efficacia, però danno dei buoni risultati. Molti colleghi che conosco personalmente, io stesso, lavorano molto tramite inserzione pubblicitaria in un condominio, in un portale. Prestigio vicino a 0, perché è una soluzione popolare, è a disposizione di tutti, chiunque può essere là, esserci non è particolarmente qualificante. Quindi non assegna prestigio a questo tipo di soluzione. Il costo è piuttosto basso, comprensibilmente e proporzionalmente alla soluzione. Soluzione 2 è la villa in residence, quella già un po' più prestigiosa. Fai da te può essere molto elevata perché chi offre questo tipo di servizio in genere offre anche corsi di formazione molto brevi ma efficaci, in grado di mettere il collega nella condizione di poter fare da solo qualsiasi cosa, e questo è molto importante. Vuol dire non dipendere da web agency, da informatici, da nessun altro, e imparare in poco tempo a gestire la propria presenza online tramite gli strumenti messi a disposizione da questo tipo di servizio. La visibilità può essere molto alta. Al momento non ci sono ancora servizi di questo tipo completamente affermati e la visibilità è maggiore nei condomini, ma nel 2016 è previsto che la visibilità della soluzione residence crescerà enormemente rispetto ai condomini. L'efficacia anche crescerà proporzionalmente, pur essendo già alta. Il prestigio è superiore, perché è più prestigioso avere una villetta in un residence che non un appartamento in condominio. Il costo è un po' superiore a quello dell'appartamento, ma non è molto alto. Terza soluzione, il sito web personale. Fai da te qua non è semplice. Voi state curando personalmente il vostro sito o lo state affidando a qualcuno al momento? Chi ce l'ha e chi lo sta costruendo? Da sola?
Ah, ok. quelli Questo va bene. Con quelli che aiutano, Quelli è un po'. fondamentale. È fondamentale. Per il resto chi ce l'ha già l'ha costruito da solo, da sola? No, con aiuto. È una scelta saggia. Quindi il fai da te in questo caso si riduce moltissimo come valore. La visibilità può essere, è una grande incognita, può essere vicina allo zero. Potete essere il primo psicologo, psicoterapeuta della vostra città e costruire su questo un brand assoluto, con una serie di implicazioni formidabili, di cui dopo parliamo. Quindi può essere elevatissima. L'efficacia, anche qua è variabile, ma se raggiungete un alto livello di visibilità, l'efficacia è poderosa. E vi parlo per esperienza di 15 anni. Allo stesso modo il prestigio è molto alto, il costo proporzionalmente sale rispetto alle due soluzioni precedenti, è ovvio. Come iniziare a fare da soli subito qualcosa, ma avendo, è un fare da soli cum grano salis, no? Avendo l'accortezza di farsi dare una mano per alcuni degli aspetti più delicati, perché altrimenti si rischia davvero di buttare tempo e energie inutilmente. Però, per chi desidera provarci, ha voglia di iniziare a lanciarsi in questo mondo e dice forse non sarò subito in grado di fare tutto da solo, ma voglio capire come funziona e come Alice nel Paese delle Meraviglie andare oltre lo specchio e vedere cosa c'è là dietro e quali possibilità concrete ci sono. Allora, avete mai sentito parlare di WordPress? Sì? Chi si alzate una mano per favore? Molti, e mi fa piacere. Perché è la piattaforma più flessibile, più ricca, più economica, più funzionale, più efficace che esista nel mondo in questo momento. Quindi se quando io facevo i corsi di questo tipo molti mesi fa dicevo esistono soluzione A, soluzione B, soluzione C e D, adesso vi dico esiste soluzione A. C'è questa, funziona perfettamente, utilizzate questa. Non vi confondete con altro. Cosa sapete di WordPress? Permette la creazione e la costruzione del proprio template. Sì. Benissimo. Ok, perfetto, giustissimo. Vi permette di personalizzare, di creare il sito, personalizzarlo da un punto di vista grafico, estetico, del layout e vi consente soprattutto di modificare in completa autonomia i testi che volete inserire nel sito. Chi sa usare Word, tutti, sa usare WordPress. Pubblicare le proprie pagine è facile come digitare un testo in Word. Una volta creato il sito web, e dopo però torniamo con calma su quali sono i passi operativi da fare per chi vuole stasera andare a casa e cominciare a giocare con WordPress, ok? Una volta creato il proprio sito web è molto importante riuscire a inserirlo in un ecosistema che è quello costituito dai social network, che sono i più famosi, li conoscete tutti, no? Sono Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter. Quindi fare in modo che in ognuno di questi medium sociali ci sia la possibilità di un'andata e ritorno con il vostro sito. Questo significa creare un sistema efficace di interazione che inizia a funzionare per diffondere la vostra immagine e creare il vostro brand. E dopo parliamo anche un attimo dell'importanza di avere un brand. Ok? Non basta creare il sito,
colleghi, bisogna fatelo più bello possibile, fatelo elegante, ricco di informazioni, questo è fondamentale perché se un utente arriva e non trova niente di utile, se ne va a cercare un'altra casa. E questo va benissimo, è la condizio sine qua non, ma dopo, se il vostro sito è il più bello del Triveneto, ma non lo vede nessuno, non serve a niente, è inutile. Siete magari anche i più bravi della vostra area, ma la gente non lo sa, non vi conosce, non vi trova. O meglio, vi trova vostra madre, vostra sorella, i vicini di casa, i vostri amici, perché sanno che avete fatto un sito, vanno a cercare col vostro nome e cognome e vi dicono meraviglioso il tuo sito e si trova subito, è al primo posto nella prima pagina di Google. Sì, perché hanno scritto Maria Rossi, psicologa, Mestre, e allora ci siete voi. Cioè, a meno che non vi chiamiate Jane Fonda, che è un po' più difficile allora disambiguare, ma in questo caso no, vi trovano. Allora, il grande problema è come farsi trovare, come rendersi visibili una volta creato il sito. Ci torniamo sopra. Fatto questo, creare una rete con i colleghi. Cioè, colleghi, evitiamo di fare come i bambini come quando eravamo piccoli alle elementari, no? Ognuno concentrato sul suo quaderno a fare il suo compito con la paura che il vicino di banco gli copiasse le cose. Cioè, voglio tenere per me quello che so. Qui l'unione fa la forza, realmente. Quindi non abbiate mai timore di fare pubblicità a vostri colleghi. Questo non vi porta via niente. I vostri colleghi faranno pubblicità a voi. Create una rete. Unite i pezzi del puzzle, mettete i vostri rispettivi siti e media sociali in collegamento gli uni con gli altri, perché ognuno dà forza all'altro. Perché? Perché e per gli utenti e soprattutto per i motori di ricerca, la tessera di un puzzle ha un valore 1. La tessera di un puzzle unita ad altre 99 tessere ha valore 100 in termini di visibilità, di attendibilità, di autorevolezza, di efficacia. Create reti tramite le soluzioni che state allestendo. Questa è una prima opportunità. Questa sera, prima di andarvene, scambiatevi gli indirizzi email. Appena uno di voi ha un sito, lo comunichi a tutti gli altri colleghi e gli chieda di essere nominato e linkato. Naturalmente farà altrettanto, reciprocamente ci sarà una restituzione. Questo moltiplicherà il valore del vostro sito. Non pensate, se pubblicizzo il collega che sta a 200 metri dal mio studio, non mi conviene perché mi faccio concorrenza da solo, oppure perdo clienti. Non è vero, non vi preoccupate. Pensate a fare... Tecnicamente a mettere in collegamento il mio sito. Giustissimo. Sapete cos'è un link? Ok, sono quelle cose che noi troviamo nei testi in giro, nelle pagine web, di solito colorate o sottolineate, che una volta cliccate portano a un altro sito. Quindi il link dell'altra collega, per esempio. Esattamente, nel suo sito ci sarà una pagina in cui c'è scritto io collaboro anche con altri colleghi, per esempio questo, quest'altro ancora e quell'altro. E questo è il loro sito, vi invito ad andare a vederlo. Fatelo, non abbiate paura di questo. Chiedete al vostro collega di fare altrettanto. Si chiama reciprocità. E questo è enormemente vantaggioso per tutti, credetemi. E dopo, va bene, questa è una cosa extra web di cui avevo parlato recentemente in un corso in Friuli Venezia Giulia. Rendetevi un po' creativi anche fuori dal web, continuando a utilizzare le potenzialità però dello strumento. Sapete cos'è questo? Mai visto?
Si chi- Pensavo che potesse riguardare noi. Assolutamente sì. Adesso Si chiama QR code. È un codice che, se fotografato col proprio telefono, apre immediatamente una pagina web. Quale? La vostra. Ma a creare il QR code corrispondente al nostro sito? È facilissimo. Esistono molti servizi, io conosco questo, l'ho sperimentato, ma ce ne sono molti altri. È un servizio tedesco, non mi paga per fargli pubblicità, si chiama ucardo.com. In 10 minuti siete in grado di creare un account su ucardo.com, creare in automatico il vostro QR code che potete stampare nei vostri biglietti da visita. Chiunque, fotografandolo, aprirà il vostro sito con le vostre informazioni e tutti i vostri social network. Attenzione, il servizio, giusto perché è necessario saperlo, è gratuito se accettate una pubblicità in fondo, cosa che non è elegante, altrimenti costa 12 euro l'anno, che è una spesa affrontabile in realtà. Io eviterei tutte le soluzioni gratuite in internet e quelle in cui contestualmente alla vostra presenza c'è una pubblicità fuori tema. Okay? Perché finché la pubblicità di un altro studio di psicologia o di una rivista di psicoterapia va benissimo, ma quando poi la pubblicità delle noci californiane non c'entra più niente con quello che noi facciamo, è chiaro? Allora, abbiamo detto utilizzare WordPress. Perché è la via da seguire. Perché è la più semplice ed efficace, ma c'è un ostacolo iniziale, ahimè, come in tutto, cioè l'installazione del sistema non è elementare. È una cosa rapida, ma per chi sa farla, altrimenti rischia di portarvi via molto tempo. Quindi una buona idea potrebbe essere quella di chiedere a qualcuno di installare per la prima volta questo sistema e dopo chiedete un'ora di ripetizioni su come utilizzarlo e nel giro di 48 ore siete in grado di cominciare a usare questo strumento. Ma volete proprio fare tutto da soli? Andate a questo indirizzo. Riuscite a leggerlo? wordpress.org. Dal sito è possibile scaricare il software gratuitamente, portarlo nel vostro computer, installarlo in un server, che è l'aspetto più delicato e complesso. È un'operazione che normalmente si può fare in mezz'ora. Da quel momento siete operativi. Superato il primo scoglio, tutto diventa semplice. Purtroppo sul primo scoglio si arenano molti colleghi e si perdono là, non sapendo che superato quello c'è il mare aperto, si può navigare con grande facilità. Altra cosa invece è decidere che per un motivo o per l'altro può essere prematuro avere il vostro sito web personale. L'alternativa immediata, estremamente semplice, è il Residence. Per esempio psicoblue.it. Fate una richiesta per avere il vostro sito. Ricevete un videocorso che vi spiega come fare tutte le operazioni necessarie, ed è una cosa che in mezz'ora potete capire.
Non c'è l'ostacolo iniziale di installare alcunché, perché il sistema già lo fa per voi. In 24 ore siete in grado di cominciare a scrivere nel vostro nuovo sito web. Allora, è una soluzione di ripiego rispetto al vostro sito personale, ma certamente più immediata, più semplice. Domani potete esserci. Qualcuno ha provato a fare tutto da solo fin dall'inizio? All'inizio sì, ci ho provato, ci ho rinunciato. È quello che dicevamo prima. Qualche anno fa. Ok, dopodiché come ha deciso di muoversi da quel momento? Cioè, mi sento un po' frustrata per aver provato ed essermi arenata. Un amico grafico che aveva fatto un sito per una cooperativa sociale, per cui insomma accessibile anche come costi. Certo. E quindi è riuscita ad andare online a quel punto. Però con dei meccanismi un po' complicati, faccio insieme a lei, siamo messi insieme, abbiamo fatto un sito insieme. Utilizzate WordPress? No. No. Da Adesso state passando al nuovo sistema. Ho chiesto aiuto a un'altra amica che si è appena costruito un sito per Certo. un'organizzazione, quindi Certo. uniamo le forze. Assolutamente. Il passaggio è stato, ho provato da sola, perché da sola, e l'ho fatto insieme alla collega. Sì. Per cui ci siamo e abbiamo iniziato. Vi siete date una mano reciprocamente. Un attimo solo, sì. Allora, io ho fatto un blog inizialmente. Ok. E anche lì non è stato facile fare. E poi sono arrivata a Facebook, a LinkedIn, quelle cose lì, che Sì. sono decisamente più intuitive. Sì. E mi rendo conto di aver abbandonato completamente la pagina stabile. Questo è un delitto. E infatti oggi che si parlava del sito ho detto aspetta che io quella cosa là la ferma, non la tocco mai. E magari è la volta buona che decido di Sì, recuperarla. o comunque di darle un senso più integrato col resto, perché mi rendo conto che Facebook tu magari navighi un po' per personale, un po' magari tieni una pagina abbastanza non proprio da condividere tutto, magari condivido le cose più a sfondo professionale, però sono collegata anche ai miei amici, quindi comunque Sì. ci entro più spesso, diciamo Sì. così. E quindi ce l'ho più sotto mano, non lo so, il blog lo sono Assolutamente. dimenticata completamente. Arrivano pazienti tramite Facebook. Non lo so, non credo. Questa è, ahimè, la risposta. Facebook è uno strumento importante da non sottovalutare, ma deve essere utilizzato con un po' di sapienza. I media sociali hanno un valore quando, come dicevamo prima, entrano a far parte di un ecosistema al centro del quale c'è il vostro sito. Altrimenti il valore è molto approssimativo. LinkedIn è perfetto per entrare in comunità di colleghi, per entrare in contatto con giornalisti, se volete, ma non con pazienti. I pazienti non ci trovano su LinkedIn, non serve a niente. Facebook, a mio avviso, ha un'utilità molto, molto relativa rispetto alla necessità di farci conoscere da nuovi pazienti. Ha un valore in altri contesti. Facciamo questo esempio. Sapete la differenza che c'è tra una domanda implicita o latente e una domanda consapevole? È questa. Una domanda implicita è relativa ad un bisogno che un utente non sa ancora di avere. Allora ipotizziamo che stia navigando in Facebook
e che incroci un post o una pubblicità che voi potete pagare affinché compaia. Sapete, no? Che pagando Facebook vi fa molta pubblicità. L'utente, il lettore, incontra un post relativo a un corso di lettura rapida. L'utente non sapeva neanche che esistesse la possibilità di fare una lettura rapida dei testi, dei documenti, e che esistono delle tecniche per questo. Non lo sapeva fino a un istante prima, scopre che questa possibilità esiste, sceglie di incuriosirsi, va a vedere forse qual è l'offerta. Forse perché in quel momento sta facendo altre cose e non è detto che abbia il tempo e la voglia di andare a approfondire il tema. La domanda consapevole è un'altra. Ipotizzate di voler fare un libro su Venezia e sulle bellezze della città. Cosa vi serve? Voi fate il copy, vi servirà un fotografo. Come lo trovo? Non conosco un buon fotografo. Come lo troviamo? Dove? Google? Scrivendo cosa? Fotografo Venezia. È semplice, è logico, è intuitivo. Quella è la ricerca consapevole. La volta che l'utente, che arrivate nel sito del fotografo Venezia, avete sì a quel punto molto desiderio di approfondire o di mettervi in contatto, perché è una scelta consapevole che risponde a un vostro bisogno immediato. Ma in Google avete trovato il sito del fotografo Venezia, non il fotografo Venezia in Facebook. Chiaro? Sì. Di questo, però, facendo ricerche anche io da utente e cliente potenziale, Sì. noto come, soprattutto dall'ultimo anno, mediamente a questa parte, ci ho fatto più caso io magari, le prime 3-4 voci di Google Sì. mi rilinkano il fatto che Tizio Caio è su Facebook, vallo a conoscere. Nel senso, Facebook... lei stava cercando il nome proprio di una persona. Sì, o anche, non so, mesi fa, serre e fiorai in zona. E chi si chiama magari con il nome Fiori o Serra... Ah, sì. ovviamente mi riporto immediatamente Certo, le prime voci sono di ma Facebook. appunto sono tutti collegamenti a nome e cognome, a nomi propri. Sì, o l'azienda, il nome dell'azienda che contenga la keyword o anche... Beh, certo, se poi c'è Antonio Serra in Facebook, Facebook lo propone, ma Sì, non è il tuo nome. è una... il nome nomen. Facebook propone in maniera quasi esclusiva risultati relativi a nomi propri, nomi e cognomi. Io non ho mai visto, francamente, restituire, o comunque non avviene nella maggior parte dei casi, non è vero che non avvenga in assoluto. Effettuando una ricerca psicologo Venezia, non ho mai visto uscire risultati di Facebook. Se il nome della pagina non è Psicologo Venezia Tizio Caio, perché in quel caso... Neanche in quel caso, molto probabilmente, perché questa è una keyword con un'altissima competizione, in cui già molti siti e portali sulla quale stanno lavorando e per la quale si sono aggiudicati la prima pagina di Google. Quindi che Facebook riesca a scavalcare questo è piuttosto difficile. Per il momento non c'è ancora alcuna condizione per la quale Facebook sia preferibile al sito personale. Le cose in internet cambiano molto rapidamente, magari scopriamo che tra un anno questo non vale più, saltano tutti gli equilibri attuali. L'assetto attuale però è questo. Qual era la... Sì, no, appunto, non vorrei portarti troppo fuori perché rispetto a quello che si diceva un po' di tempo fa, ma io avevo cominciato a guardare e mi sembrava molto semplice la piattaforma di Wix. Di? Wix. Ah, ok. Che poi sono andata anche a guardare, ci sono tanti siti fatti personali fatti con Wix, la pubblicità è una stringhettina sotto
e mi sembrava facile. Io ho cominciato a vederlo, non sono ancora arrivata, però con i modelli mi stavo costruendo questa cosa. Ok, Volevo capire va se benissimo. l'altro è complicato, perché questo no. Capisco, benissimo. Se non ti porto troppo tempo. No, assolutamente, è una domanda pertinente. Allora, è un sito in un centro commerciale, in cui a fianco tu hai il fioraio, hai il panettiere, il gioielliere, poi c'è lo psicologo. È un grosso centro commerciale, può avere un valore esserci perché essere intercettati può essere relativamente semplice. La differenza rispetto ad altre soluzioni è che le altre sono maggiormente specialistiche e dedicate, ovvero nel residence abitano esclusivamente psicologi e psicoterapeuti. Questo dà un prestigio assolutamente superiore alla tua presenza in quel contesto e anche una serietà. E la facilità di costruzione è identica tra le due possibili soluzioni. La facilità di costruzione. Ok, capisco Io mi ero benissimo. reso conto di come tu adesso hai introdotto metaforicamente. Esatto, sono la stessa cosa, la stessa facilità di costruzione, con la differenza che sei tra colleghi. Ok. Per chi ha già un sito internet, Sì. è comunque consigliabile avere anche uno spazio qui sul sito blu, o chi ha il sito internet basta quello e allora non avere un sito dentro qua? Tutte e due. Esiste la possibilità di agganciare il proprio sito internet esistente al residence, cioè di portarlo in qualche modo lì vicino, affinché tutto ciò che esce nel sito internet personale venga pubblicato nella piazza e nella rivista del residence. Quindi si possono integrare le due cose. Quindi sarebbe bene averli entrambi. Talvolta può essere troppo perché è difficile trovare il tempo per seguire due figli. No? A volte non segui più bene né il primogenito né il secondo. Forse è preferibile conservarne uno e aggregarlo nel residence al contesto generale, fare in modo che possa essere visto e diffuso tra gli utenti che visitano il residence. La formula esiste per fare questo. Quindi piuttosto che averne due, io consiglio uno, ma bene. Bene vuol dire abbiatene cura. Cioè, non ve lo dimenticate una volta che l'avete creato. Va accudito, protetto, nutrito, fatto crescere. Pubblicate spesso nuovi contenuti. Articoli, commenti, opinioni, punti di vista che abbiano sostanza e siano interessanti per gli utenti, più che per i colleghi. Quindi attenzione a non utilizzare un linguaggio troppo complesso, troppo scientifico, poco colloquiale, perché gli utenti se ne vanno. Lo so per esperienza, io ho un sito per esempio che si chiama ansiapsicoterapia.it che piace tantissimo a Google perché è ricco di informazioni, è un sito serio, c'è una bibliografia corposa che lo sorregge. Non piace agli utenti, è troppo complicato. Quindi leggono 2 pagine e poi dicono basta, mi sono stufato, se ne vanno. Siate comprensibili. La difficoltà è trovare il giusto equilibrio tra fornire informazioni scientificamente corrette, con una sostanza, ma al tempo stesso che siano trasmesse in un linguaggio semplice, confidenziale. Avete mai sentito parlare di storytelling? Sapete che cos'è? Oh, bene, mi fa piacere. Questo è il metodo da adottare il più possibile, con la maggior frequenza possibile nella comunicazione dei propri contenuti.
vieni qua, siediti vicino a me accanto al fuoco, ti racconto una storia. Capite che è più accattivante questo, no? Rispetto al... Vi do un'informazione completa e dettagliata su che cos'è un attacco di panico secondo la bibliografia corrente e il DSM-4. Interessantissimo per un collega o per un tesista, ma un utente comune ha poca voglia di sedersi là e di ascoltarvi. Quindi, storytelling. C'era qualche altra curiosità su questo? Dunque io avevo già sentito parlare di Blu, sono partecipato ai convegni, ti conosco, eccetera. Può avere un'idea dei costi? No, non adesso perché sono informazioni facilmente reperibili online e non è, adesso questo è un incontro per imparare a fare le cose, non per capire quanto... Sì. Sempre a proposito, quando prima dicevi che PsychoBlue è un progetto nascente, Sì. se io lo cerco però lo trovo già? Assolutamente, sì, si trova. Si trova assolutamente ed è facile poi avere le informazioni necessarie per capire. Ovviamente non è l'unico residence, quindi cercate, confrontate, valutate, non fermatevi mai alla prima cosa che trovate, e non valutatela in base ai prezzi, valutatela in base alla qualità, allo spessore, alla sostanza, a chi c'è che fa questo dietro, no? Sono elementi importanti. Allora, scenario ideale. Avete appena creato il vostro nuovo sito web, facendovi magari dare una mano all'inizio, avete dedicato un po' di tempo a scrivere articoli di buona qualità, informativi, semplici da leggere, chiari, accattivanti per l'utente. Adesso volete che qualcuno li legga perché avete passato alcune serate, invece di andare al cinema, avete lavorato al computer, avete scritto, avete cercato di fare un buon lavoro, le cose che avete scritto vi piacciono, vi convincono, vi farà piacere che qualcuno le possa leggere, no? Come si fa? È l'aspetto davvero importante e complesso da affrontare a questo punto. Auspicabilmente, da dove arrivate? Dov'è il vostro studio? In quali zone? Mestre, Castelfranco? Venezia? Ok. Marostica. Benissimo, c'è una buona rappresentanza della regione. Allora, il vostro sogno, il sogno di tutti noi, è che quando un signore ha un bisogno consapevole e va in Google e cerca psicologo Marostica, psicologo Castelfranco, psicologo Venezia, psicologo Mestre, che il vostro nome compaia nella prima pagina di Google. Perché nella prima, non nella seconda? La seconda, dicono gli esperti SEO americani, è il posto migliore in cui nascondere un cadavere. Nessuno va mai a vedere. Io ne guardo almeno 5 quando cerco le mie informazioni. Perché tu sei una costante, determinata, tenace, curiosa, ma non è quello che fa la maggior parte degli utenti. La prima pagina è quella sulla quale si ferma il 98% dei ricercatori. A meno che tu non stia facendo una tesi, No, allora... almeno di trovare un posticino sulla seconda, se non arrivo sul primo. No, devi aspirare alla prima nella maniera più assoluta. Ma non solo psicologo Marostica o psicologo Castelfranco o psicologo Mestre, auspicabilmente, se io soffro di insonnia, è probabile che cercherò in Google cura dell'insonnia Mestre, cura dell'ansia a Mestre, cura della depressione a Mestre, cura attacchi di panico Mestre, perché io ho gli attacchi di panico e voglio sapere come curarli e chi me li cura a Mestre. Cura fobia sociale a Mestre.
sessuologo a mestre, ok? Più sono, queste si chiamano keywords, più sono le parole chiave con le quali il vostro sito web riesce a presentarsi in prima pagina, più il trend di crescita del vostro studio professionale diventa questo. Riuscire ad arrivare in prima pagina di Google con 4-5 keywords forti, come queste che vi ho appena detto, significa una serie di cose. Uno, il vostro lavoro ha un incremento enorme. Cioè passate da una telefonata al mese a 3 telefonate a settimana. Iniziate a creare e a far riconoscere il vostro brand personale. Il nostro presidente, Alessandro De Carlo, ha fatto un convegno sull'importanza del brand, dell'autopromozione. Il brand che cos'è? È un nome e una qualifica che godono di rispetto e prestigio presso i colleghi e presso gli utenti. Perché? Perché è facile da trovare, quando lo si trova ci si ferma volentieri perché lì si trovano informazioni autorevoli, importanti, di valore, serie, professionali. Dopo un po' di tempo che il vostro nome è in prima pagina, gli utenti cominciano a conoscerlo e a riconoscerlo e andare da un collega che ha un brand costruito tramite la sostanza naturalmente, prima di tutto, e la visibilità dopo, quel collega emerge come la mela rossa tra 100 mele verdi e diventa il riferimento per quell'area geografica. Questo significa anche en passant che automaticamente potete incrementare del 30-40% il vostro onorario. Lo provano i dati statistici. Chi ha un brand può farlo. Chi è in prima pagina di Google può farlo immediatamente e gli utenti accettano volentieri questo perché si stanno rivolgendo a un collega che ha autorevolezza, prestigio, riconoscimento sociale, riconoscimento nella comunità dei colleghi e visibilità. Ok? Come si fa però ad uscire con queste parole chiave nella prima pagina di Google? L'impresa non è semplice, però è fattibile, una volta di più. Considerate che tutto può essere fatto. Avete presente, qualcuno di voi ha presente come è fatta la pagina di Google? In alto ci sono alcuni, vediamo se vi posso aiutare. Eccola qua. Eccola qua. Allora, qua in alto, vedete, ci sono nel riquadro grigio 2 annunci con un'icona gialla a fianco. Sapete che cosa sono? Sì? Brava. Bravissimi. Allora, voi questa sera potete andare a casa, chiedere al signor Google di essere in questa posizione e domani ci siete. Il signor Google è disponibile, è generoso, ma desidera essere adeguatamente retribuito per questo. Questi si chiamano annunci sponsorizzati, ovvero per essere in quella posizione i colleghi devono pagare quotidianamente Google. In che modo paghiamo? Ma sì, siamo colleghi, diamoci del tu. Che numero, cioè quanti possono essere gli annunci? Questi Che a volte sì, ne trovo diversi. e poi questi. Ok. Questi qua a fianco, la colonna a destra, quindi sono sempre di più naturalmente, Cioè, per ovvi. sempre solo 2? In alto in genere sono 2-3, attualmente il trend è questo, 2-3. A seconda delle zone può cambiare, Roma non è come Mestre. Cioè non possono occupare solo loro No, la prima pagina. non è leale naturalmente, però aumentano progressivamente, quindi 2-3 qua e questa colonna è spesso interamente occupata da questo tipo di annunci
sponsorizzati, perché Google guadagna tantissimo tramite questi annunci. Ho capito cosa significa che aumentano, cioè se non possono occupare tutto lo spazio. Google può aumentare la lunghezza di questa colonna. E vabbè, di quello che è di quell'altra, no? Attualmente ha il buon gusto di fermarsi a 3. Per un fatto di correttezza rispetto al mondo. Come? C'è una rotazione, ma non è una rotazione randomizzata. Per essere qua bisogna pagare quanto? Decidi tu quanto. È un'asta, più paghi, più in alto compari, più spesso compari. In che modo paghi Google? Ogni qualvolta un utente fa un click sul tuo nome e sul tuo sito. Se tu compari qua in un giorno 10.000 volte e nessuno ti prende in considerazione, nessuno clicca sul tuo nome, è gratis. Ma ahimè, Ci fanno applicare, cioè saranno... ci vanno a cliccare sia utenti che, ditelo voi, io non lo dico, che operatori. colleghi. Perché? Questo non dovremmo dirlo, però accade ed è necessario dirlo. Uno per curiosare, in buona fede, la soluzione in buona fede. Ok, un motivo è questo. Poi esistono anche altri motivi che vi dirò in privato. Ma sono facili da immaginare. Ok? Essere qua può essere molto costoso, ha un senso fare un ritorno partendo da 300 euro al mese per un anno, quindi è una spesa non da poco. Come minimo è necessario investire, ma minimo 10 euro al giorno per avere 3-4 click e dopo finisce, una volta esaurito il vostro credito giornaliero, scomparite da questa posizione. Cioè Google non vi mostra più. Dopo che avete ricevuto 3-4 click che esauriscono il vostro budget quotidiano, fino al giorno dopo nessuno vi vede più. Sotto questi annunci sponsorizzati iniziano i risultati davvero importanti. Tenete presente che molte persone hanno una idiosincrasia verso i risultati sponsorizzati. Esatto, io non li clicco mai. Perché per una serie di motivi psicologici, soprattutto, no? Esattamente, vengono ignorati. E la maggior parte dei ricercatori si sofferma in quest'area. Questa è l'area, quella del riquadro arancio, ok? Dei cosiddetti risultati organici, che sono quelli che hanno un reale valore per Google. Nel corso del tempo Google cerca di identificare i siti che hanno spessore, sostanza, vere informazioni, prestigio presso la comunità, molte visite e stabilisce quali sono i più importanti da elencare ai primi posti. Okay? Nella sezione risultati organici. Raggiungere queste posizioni vuol dire aver fatto enormi passi avanti, indubbiamente. Successivamente a questo esiste una terza sezione, che non so se abbiamo qua, no, che però avete sicuramente presente, e che è questa. Qua, questi non sono già più risultati organici. Quando è stata fatta questo screenshot si chiamavano risultati geolocalizzati o Google Maps. Adesso si chiamano Google Business e sono leggermente diversi, ma il senso è questo, se non che Google ha ridotto drasticamente il numero, da 6-7 sono passati a 3, cioè solo
3 indirizzi, 3 siti web sono elencati in questa sezione business. Che cos'è? Come fare a utilizzarla stasera, se volete. Chi ha un account Google? Chi ce l'ha già? Metà circa, un po' meno di metà. Createlo, è una delle cose operative da fare subito. Createlo perché? È gratis ed è un motivo. È l'account più ricco di servizi che possiate trovare in internet al momento, servizi di ogni genere, fra i quali banalmente un account di posta che potete conservare per l'eternità e che è il più facile di tutti da configurare nei vostri telefoni cellulari. In 2 clic avete quell'account di posta là. Non so se qualcuno ha avuto problemi a mettersi la posta nel telefono. Non si inceppa mai, è formidabile, è un servizio potentissimo, insomma il prestigio di Google non lo scopriamo adesso, la forza, la potenza di questo sistema non la scopriamo qua. Ma non è solo Gmail, conoscete, no? L'account Gmail, che da solo sarebbe più che sufficiente per stabilire che Google vi serve. Non è solo questo, è una miriade di servizi che potete scoprire entrando nell'account. Scusa, l'account Google, stai dicendo che io posso farmi pubblicità già con questo account? Ci arriviamo. No, l'account non lo si crea per avere pubblicità, lo si crea per utilizzare al meglio una quantità stratosferica di servizi di valore. Uno solo, 2. Qualcuno di voi ha il figlio all'asilo? Non so. Sì, qualcuno sì. Ok, avete un gruppo mamme? Adesso c'è WhatsApp in realtà. Ok, questo semplifica le cose. Ma desiderate invece mandare un'email piuttosto che un WhatsApp? Perché l'email deve contenere le foto dell'ultima festa e un comunicato più lungo di quelli che si mettono in WhatsApp. Google Gruppi, in 30 secondi inserite, come si fa con WhatsApp, gli indirizzi email delle mamme del vostro gruppo asilo, inviate un'email e immediatamente viene girata a tutto il gruppo mamme, che può arrivare a 5.000 utenti per ipotesi. Google Plus, bravissima, è un altro dei servizi molto importanti connessi all'account Google, ma è un'altra cosa ancora. Questo si chiama Google Gruppi ed è un servizio integrato nell'unico account Google che voi create. Quindi abbiamo già visti 2, Gmail, Google Gruppi. Lavorate in team con dei colleghi? Dovete condividere, pianificare un calendario di incontri, di appuntamenti. Google Calendar è un calendario online, voi decidete quali dei vostri colleghi hanno accesso al calendario, proponete gli appuntamenti per la settimana successiva, il vostro collega apre la pagina, scrive che è disponibile a incontrarvi in quella data, propone delle variazioni, aggiunge documenti, scambiate e pianificate e organizzate la vostra attività in team, in squadra. Se non avete colleghi lo usate a titolo personale, è il vostro calendario di appuntamenti, no? Voglio dire. E moltissimi altri. Passeremmo la serata a parlare dei servizi Google. Createlo. C'è poi Google Plus. Chi lo conosce? Pochi. È l'equivalente Facebook creato da Google. Non ha avuto lo stesso successo di Facebook. Google Plus, è scritto plus oppure semplicemente Google con una più a fianco. Non è così importante come Facebook perché Facebook arriva ovunque a tutti. Google Plus è molto utilizzato dagli addetti ai lavori, da persone un po' d'élite, una fascia un po' superiore a quella media,
ed è un po' meno pop rispetto a Facebook, un po' meno nazional popolare, diciamo. Se vogliamo, è un altro strumento importante nel quale comunque farvi pubblicità. Create un vostro profilo, mettete la vostra foto, dite chi siete, dove siete e che cosa fate. Vi servirà a creare quel famoso ecosistema di cui parlavamo prima, con al centro il vostro sito e intorno i media sociali. Dopo Facebook, a mio avviso, comunque il più importante è Google+. Prima ancora di LinkedIn, di Twitter. Quindi Facebook e Google Plus sono due must. Il bello di tutto questo è che questa sera andate a casa e lo fate. E non vi costa niente. E cominciate a giocare con questi strumenti, a fare pratica. Google, a onor del vero, è un po' labirintico e complesso qualche volta. Quindi non è di un'immediatezza assoluta, ma con un po' di pratica si riesce a orientarsi e a costruire il vostro profilo Google Plus equivalente al profilo Facebook. Altra cosa da fare subito, che rientra tra le prerogative e i diritti di chi ha un account Google, è questa: Google Business. Quindi quanti ne abbiamo già detti? Gmail, gruppi, Google+, Calendar. Google Business significa che questa sera, dopo che avete creato il vostro account in Google, dite al signor Google: sono una psicologa, psicoterapeuta, lavoro a Marghera, a Mestre, a Milano, a Venezia, e ho lo studio in via Giuseppe Garibaldi 14. Google dice: ok, per il momento mi fido ma non del tutto, ti mando una cartolina all'indirizzo che tu mi hai fornito per verificare che tu esista realmente e che tu abbia realmente un'attività in quella zona. Una cartolina vera, io le conservo come dei cimeli storici, perché ricevere una cosa tridimensionale da Google è un evento che non capita tutti i giorni. Fanno anche via mezzo telefono. Ah, si sono evoluti. Io ho una certa... Un'altra opzione. Ti danno il codice, però. Ah, beh, questa è una novità importante. Beh, io ho una certa età e quindi sono ancora rimasto. Però il senso è questo. Partiamo, sono le due possibilità. Allora, la cartolina originariamente funziona così. Entro 30-40 giorni, una volta era un po' lento, adesso magari si è velocizzato, Google vi manda una cartolina con Tu ce l'hai? Fantastico! Puoi mostrarcela? Puoi farla vedere? Meglio. Meraviglioso, questa è interazione in diretta. Ecco, fatela girare così vi fate un'idea di com'è e come funziona. L'indirizzo dello studio e ho già fatto questa roba. Ottimo, Che nel caso. ottimo. Abbiamo già Cambiare l'indirizzo? Se devi cambiare indirizzo devi ricevere un'altra cartolina, per forza, sì. Cioè non è più valida la prima, ovviamente. Perché poi lo ottimizzano col Maps e ti fionano da un'altra parte. Nella cartolina c'è un codice segreto che adesso, caro collega, non è più tanto segreto, che voi dovete restituire a Google. Da quel preciso momento, in 24 ore, Google vi conferma che avete il diritto di essere elencati nell'area Google Business, che ha a fianco un flag, una bandierina che riporta al punto esatto della città in cui... L'avevamo anche previsto. No, aspetta, è tornato. Ok. Stavi spiegando ABC. Sì, esatto. Quindi avete, eccolo qua. Vedete qua? Adesso è ancora più bello, però la fregatura è che se prima qua in questa sezione Google elencava 5, 6, 7 colleghi, adesso c'è posto per 3.
E capite quanto è difficile esserci, ma quanto importante è esserci. Perché sono sempre gli stessi tre, non è randomizzato, non cambia ogni giorno o ogni collegamento, sono sempre gli stessi tre. Quindi se ne trovo già 3 non ho speranza di entrare? Sì, ce l'hai. Fuori. Devi sapere no, beh, sì e no, devi sapere come. E non è... ve lo spiego dopo in privato, anche questo. È difficilissimo perché è chiaro che i posti sono 3, tutti vorremmo essere lì, ma 3 ci sono, quindi il modo c'è. Chiedete a chissà come. Si può fare. Adesso è ancora più bello perché c'è una mappa con 3 indicatori, 3 puntatori geografici, ognuno dei quali ha sopra il nome del collega. Quindi qui Mario Rossi, Maria Verdi e Teresa Bianchi. No? È molto invogliante, l'utente ha voglia di andare, soprattutto se vede un collega che ha lo studio vicino alla propria abitazione, ha voglia di andare a cliccare, a vedere chi è. A quel punto compare la vostra foto, il vostro indirizzo completo, Il profilo che abbiamo creato. il piccolo profilo autorizzato da Google Business, ed è una grande opportunità, anche questa gratuita, ma non così semplice da utilizzare, che comunque dovete provare ad attivare. Naturalmente, una volta esauriti i primi 3, sotto c'è un link, scoprine altri, guarda ancora, ce ne sono molti di più. Si apre una sezione dedicata esclusivamente alla geolocalizzazione, bravissime. E in quella sezione ci sarete, per forza. No, scusami, tu dicevi che è un servizio gratuito, no? Sì. Siccome spesso ricevo delle telefonate da parte di aziende che mi propongono questo servizio qua a pagamento, Sì. quindi Allora, ho ricevuto proprio ieri 2 telefonate di 2 colleghi che mi chiedevano la stessa cosa. spesso proprio che Lo so. E si presentano come? di Google, di Google. per Google. Beh, allora, adesso io non vorrei essere querelato, però questo è scorretto. Google non fa questo, ok? Sono web agenzie, nella migliore delle ipotesi, e non temo di essere smentito, sono Google Partner, ovvero sono dei clienti di Google che aiutano così tanto Google a fare legittimamente affari, che Google riconosce loro la qualifica di partner. Agenzia pubblicitaria che è partner di Google. Purtroppo questa informazione viene omessa in queste telefonate e la telefonata è: buongiorno, siamo Google. No, non è così. Quindi attenzione, cercate di, magari quella volta lì, adesso fra 3 giorni Google vi chiama veramente, allora ne prenderemo atto e chiedo scusa per questa affermazione. Semplicemente fatevi dare delle credenziali, è la cosa più semplice, cioè con chi sto parlando, qual è il suo nome, qual è il nome della sua agenzia, dove vi posso richiamare, come posso sapere che siete Google realmente, e in quel caso parliamo perché mi piace parlare con Google, oppure invece siete forse dei Google Partner, che non è la stessa cosa. Se vuoi dare un'occhiata a questa mail che ho ricevuto tante telefonate. Sì, beh, no, non la leggo forte per questioni di privacy, però questi signori almeno non dicono di essere Google. Sì, però dicono che sono in linea con le direttive Google. E Questo si può dire. E poi invece al telefono Questo si può sono dire. un partner, sono un agente Google. Ah, ecco, al telefono lo dicono perché sanno di non essere in alcun modo registrati e individuati. Scusate, però questo non è... Poi nella mail non lo scrivono perché altrimenti... Questi vogliono soldi per loro o per O per Google? essere lì, cioè
Dunque, queste web agency, in linea generale, quando sono serie come ci auguriamo che lo siano, naturalmente, richiedono denaro per tentare di posizionarvi da qualche parte in Google, cioè, per fare in modo che gli utenti che ricercano uno psicologo nella vostra area trovino voi. Sull'efficacia bisogna valutare caso per caso, quindi non è giusto che io mi sbilanci, bisogna valutare la serietà dell'agenzia, che cosa propone, quanto vicina è a Google effettivamente, quali sono i costi, se sono ragionevoli o meno. Quindi non scartate a priori, ma indagate, pretendete informazioni su chi è il mio interlocutore. Attenzione. Questo è molto importante. Qui si paga, avete urgenza, volete trovare nuove opportunità di lavoro nei prossimi 3 mesi. Provate. Siete disposti a fare un investimento? Provate. Non è gratuito, il ritorno è incerto, dipende da molte variabili, è incerto. Questo è gratuito, fatelo assolutamente, se non vi serve oggi vi servirà domani comunque, certamente nessuno può garantirvi, anzi ve lo dico fin d'ora, non sarete tra i primi 3 risultati, ma sarete nella sezione interna dei risultati geolocalizzati. Fatelo, vi sarà utile, un giorno vi ringrazierete per averlo fatto. Ecco, va bene, le cose insomma più importanti che si possono vedere insieme in un tempo limitato sono queste. Ci sarebbe da parlare per molti giorni sull'argomento. A che ora abbiamo fatto? Qualcuno sa? Ok. Qualche tipo di curiosità ulteriore di... Blog nel sito. Ok. Quello che prima, fino a poco tempo fa, era conosciuto ed è diventato famoso come blog, era WordPress, che si è talmente evoluto nel corso degli ultimi anni da essere diventato un vero e proprio sito a tutti gli effetti che può includere un blog. Per semplificare, banalizzando un po', nella sezione statica del vostro sito voi scrivete una serie di pagine inamovibili, che sono: chi sono, cosa faccio, come lo faccio, dove mi sono formata, chi sono i colleghi con cui collaboro, per ipotesi, dov'è il mio studio naturalmente, e quelle pagine là sono i pilastri della casa, le colonne che se tu togli casca pure la casa, devono rimanere ferme. Nella sezione blog del vostro sito ci sono gli articoli che scrivete quando avete un momento di creatività o di improvvisazione su un qualsiasi tema che vi venga in mente. Sono pagine, pagine erano le altre, sono articoli, hanno caratteristiche diverse, una maggior mobilità, non fanno parte dell'impalcatura, dell'impianto portante della casa, ma sono gli accessori, i mobili, l'arredamento, le finiture che voi utilizzate per arricchire e rendere più bella e accogliente la vostra casa. Quello è il blog, fa parte del sistema WordPress naturalmente, perché WordPress nasce come blog in origine.
ed è la parte che con maggior semplicità potete seguire da soli, perché è estremamente semplice. L'avete sperimentato, avete visto quanto sia facile editare testo, inserire alcune immagini e pubblicare in 3 secondi online questo. Esiste il grande capitolo dei trucchi, delle strategie, dei segreti, leciti naturalmente, per valorizzare quello che scrivete, quello che fate, perché venga effettivamente trovato, visto, letto. È uno dei grandi capitoli che un giorno o l'altro magari affronteremo insieme, è un aspetto fondamentale. Potremmo un giorno dedicare un incontro solo a questo, per esempio, che da solo può fare la differenza rispetto ad altri colleghi che non adottano le linee più corrette, le linee guida indicate da Google poi, che non sono neanche segrete, rispetto alle quali attenersi per dare valore e visibilità al sito. Ok, non vi annoio più a lungo, direi che... Ho una domanda. Ma certo. Non sono riuscita a chiarirmi la differenza, cioè una volta creato su Google il profilo e Sì. in qualche modo una pagina, Sì. quando mi dice pagine, Di quale pagina mi stai parlando? pagine di Google, Plus, Google Plus, ok. Abbiamo una connessione internet qua, o forse no? io pensavo di creare varie pagine, magari con vari argomenti, anche se mi interessava comunque mettere in ogni caso il discorso della professione. No, in Google Plus non è possibile. Non me l'hanno bloccata perché è meglio come l'altra. Esattamente, no, una sola. Cioè, sì, ma allora sì, è perché la mia inesperienza non mi ha, cioè adesso c'ero un po' arrivata a capire, ma non riuscivo all'inizio a capire perché dicono pagine, allora dimmi che ho una pagina di iscrizione. È una pagina profilo. Quindi non ha senso. È come in Facebook, tu non puoi avere con lo stesso nome, lo stesso indirizzo email. È il plurale. Buona serata. È il plurale che mi ha fatto confusione. No, come se fosse stato possibile fare questo. è una pagina singola. Se tu modifichi leggermente il tuo nome e cognome e il tuo indirizzo email, puoi creare una seconda pagina simile, ma non può essere identica e non ha senso del resto duplicare. Pensavo che per argomenti, per poi lanciarla con keywords poteva essere. No, non è quella la strategia corretta. Non avevo capito che. No, non quello, sì. Non è chiaro, quali sono le caratteristiche che deve avere un sito per essere un bel sito? Cioè, tu hai fatto una statistica di cosa piace, di Sì. cosa non piace. Sito di psicologia. Un sito di psicologia, vero? Sì. Credibilità e autorevolezza. E poi, auspicabilmente, un po' di bellezza. Da che cosa sono evidenziati? Da una miriade di fattori. Tu scrivi di psicologia, è auspicabile che tu dimostri di essere una psicologa, perché se fai l'ortolano nella vita, che è una professione di massimo rispetto, ma forse non sei autorizzata e competente a scrivere contenuti credibili e autorevoli agli occhi degli utenti e agli occhi di Google. Attenzione, Google vuol dire 2 cose, vuol dire algoritmi matematici. Cioè una macchina, un software che gira nel web, legge i contenuti, dice questo mi piace, questo no, questo lo indicizzo, a questo do maggior valore, a questo no, ma ha una capacità di discernimento limitata. Google è anche esseri umani, tra cui i nostri colleghi, che leggono i nostri siti e stabiliscono se i contenuti hanno valore oppure no. Se in una pagina noi scriviamo 10 righe
di cose sciatte e inattendibili, i controllori umani stabiliranno che quel sito non ha valore, non ha credibilità, non ha autorevolezza. Se nel nostro sito ci sono molte pagine ricche di vera informazione, seria, professionale, attendibile, i controllori umani di Google stabiliscono che quel sito ha molto valore e iniziano a elencarlo nelle parti alte della prima pagina. Questo è successo col sito di cui vi parlavo prima, Ansia Psicoterapia, è stato valutato come un buon sito da Google ed è in posizioni alte, ma non piace agli utenti. Perché? Perché è troppo specifico, troppo scientifico, è poco fruibile. Allora, un'altra delle caratteristiche per avere un sito di successo è, oltre alle condizioni che ti ho appena detto, informazione ricca, sostanziale, credibile e autorevole, è bellezza e semplicità. Semplicità vuol dire ti dico cose importanti in un linguaggio semplice. Anzi, se ci sediamo vicino al fuoco insieme con una tazza di tè ti racconto una storia. Questo è bello. Bellezza vuol dire che un sito deve essere anche costruito con un layout gradevole, con colori accattivanti, con immagini piacevoli da vedere e deve essere anche facile da navigare, perché se è un labirinto astruso gli utenti si perdono e scappano. Quindi semplicità nei contenuti, nel modo di comunicare, ma anche semplicità di navigazione. Sì, quelli che ami, a condizione che rispettino alcuni criteri appunto estetici, semplici, non accostando cose troppo stridenti tra di loro, però poi ognuno ha i suoi colori preferiti, non c'è in assoluto utenti compresi. Metteteci la faccia. Sì, cioè chi sono deve dare davvero delle informazioni all'utente. Chi sono la mia qualifica professionale, il mio numero di iscrizione all'albo, che è una cosa importante. Questa è la mia faccia. Si crea un primo collegamento, un primo rapporto sul quale si può costruire la fiducia. Quindi non vi nascondete. E la pagina chi sono deve esserci sempre, ovviamente. Non solo il mio studio è lì, se vuoi telefonami. No. Dopo, se vi è possibile, pensate anche alla possibilità di rendere interattivo il vostro sito, ma adesso con WordPress è molto semplice perché gli utenti possono passare da là, lasciare un commento o una domanda e tramite questo voi potete creare un dialogo con quello specifico utente, ma non solo, con tutti i lettori che poi andranno a leggere il vostro domanda-risposta. Quindi date la possibilità a chi passa nel vostro sito di lasciare dei commenti e di interagire con voi. Sì. Di foto. Sì. A proposito di come eleganza presentare per che foto comunicativa, no? Il mio suggerimento sì, professionale ma non troppo, ma un po' più verso il professionale che non, però dipende dai gusti. Io per esempio ne ho assolutamente non professionali, ma per me va bene lo stesso. Evitate però le foto del vostro compleanno, delle vacanze al mare, no, quelle le mettiamo in Facebook nella nostra pagina personale. Tra l'altro, en passant, fate attenzione, non confondete la vostra pagina personale di Facebook con la vostra pagina professionale, sono due cose diverse. Non usate un'unica pagina.
Cioè, avrete un profilo in cui scambierete le foto del compleanno con gli amici, le foto delle vacanze, e un profilo in cui ci sarà scritto dottoressa Maria Bianchi, psicologa, in cui rigorosamente pubblicate contenuti a tema sulla vostra professione. Non fate l'errore che io vedo così frequente di colleghi che mischiano tutto e non si sa più bene che cosa appartenga a chi. Non sottovalutate questo, è importante, è un errore molto frequente. Non è difficile crearvi un secondo profilo Facebook, esclusivamente professionale. Fatelo, se volete utilizzare quel profilo ai fini di promozione della vostra attività professionale. Direi che ci siamo. Le cose più importanti sono queste. Se non c'è altro per il momento, direi che possiamo anche decidere di fermarci qua. Però con questa informazione finale che riprende quella iniziale. Esserci non è semplicissimo, ma è possibile. Esserci ai massimi livelli si può fare. Raggiungere quei livelli vuol dire cambiare tutto. È una rivoluzione, è un balzo quantico per la vostra professione. Ve lo dico non perché me lo sono sognato stanotte o me lo sono inventato adesso, perché sono dati accumulati in 15 anni di attività nel web, e i colleghi che sono riusciti a stabilirsi in maniera efficace nelle posizioni necessarie lavorano tantissimo. E questo è alla vostra portata. Non dimenticatelo. Può darsi che non abbiate voglia stasera o domani di provarci, magari ci vorranno 6 mesi ancora, un anno. Tenete in mente questo: il giorno che decido di farlo, posso farlo. Scusi, qualche informazione in più sul brand? Sull'importanza del brand. E anche come costruirlo un brand efficace. Sì, esiste un'attività da svolgere offline e una online. Offline vuol dire banalmente nella vita di tutti i giorni, e vuol dire essere professionisti seri e competenti, in maniera tale che il passaparola funzioni nei termini seguenti: è un professionista affidabile, vale molto, rivolgiti con fiducia a lei o a lui. Se riuscite, mettete il vostro nome in alcune farmacie del vostro quartiere. Esistono nuove possibilità di collaborazioni con le farmacie. Se avete un farmacista così amichevole e disponibile da scrivere fuori, non solo, come io vedo ormai sempre più spesso, servizio di consulenza psicologica in farmacia, ma servizio di consulenza psicologica con la dottoressa Maria Bianchi, psicologa, psicoterapeuta, questo contribuisce a creare il vostro brand, che è il vostro nome, cognome, qualifica professionale associati a una buona immagine. Questo è il brand. Per farvi un esempio semplice, l'iPhone non è un brand, la mela morsicata non è un brand, la scritta Apple non è un brand. Il brand è l'impatto emotivo che tutto questo insieme ha sull'utente.
Quindi nome, logo, prestigio. Quello che voi desiderate è che leggendo il vostro nome, cognome e la vostra qualifica professionale le persone abbiano la sensazione di avere a che fare con un grande professionista. Quindi operazione online per farlo conoscere in luoghi qualificanti, quindi io eviterei, scusate come a volte capita, il volantinaggio nella buca delle lettere. È vero che fa conoscere un nome, ma non sono certo che questo lo valorizzi. Se il vostro nome compare nello studio del vostro medico di base, in farmacia, in erboristeria, perché no? Questo contribuisce alla creazione della vostra immagine. Dopo c'è la creazione del vostro brand online. Prima di tutto, prima pagina di Google. Chi cerca uno psicologo non sempre fa una ricerca e si mette in contatto. Io vedo persone che hanno cercato per 6 mesi, ogni giorno, effettuando la stessa ricerca. Se il vostro nome per 6 mesi, ogni giorno, compare nella prima pagina, ma non solo per 6 mesi, in realtà bastano 3 giorni consecutivi, durante i quali il vostro nome compare, viene memorizzato, associato a un professionista che ha un valore alto per una serie di motivi, perché Google gli riconosce prestigio e valore tanto da metterlo in prima pagina, perché è così abile e fortunato da essere in quella posizione, perché per 1000 altre ragioni di fatto il vostro nome e cognome cominciano a venire ricordati e associati a sensazioni valorizzanti e positive. Occhio però, quando l'utente comincia a conoscervi, a riconoscervi, a ricordarvi e visita il vostro sito, vuole trovare qualità. Qualità significa serietà, professionalità, informazioni corrette, deontologia, rispetto per i colleghi, informazioni utili, di sostanza e autorevoli, rese autorevoli dal vostro personale prestigio e dal fatto che c'è una bibliografia scientifica che le sostiene, banalmente. Tutte queste cose messe insieme contribuiscono alla creazione di un'immagine positiva, di una percezione positiva che gli utenti hanno di un professionista e aumentano il suo desiderio di affidarsi con fiducia a voi. Poiché gli utenti prendono molte informazioni, fate in modo di fornirle nel vostro sito, non le nascondete, fornitele con trasparenza e correttezza, naturalmente. Cioè non vi inventate qualifiche che non avete o non denigrate colleghi che fanno cose diverse. Questo non è auspicabile in nessun caso. Non si può fare tutto in 48 ore, ma tutti i grandi viaggi iniziano col primo passo, no? Se avete voglia e curiosità, iniziate ad addentrarvi piano piano, un passo per volta, in queste nuove possibilità. Potranno darvi enormi soddisfazioni. Certo richiedono un po' di tempo, di dedizione, devono essere coltivate, accudite, protette, ma dopo crescono. Ok? In bocca al lupo. Grazie a voi.